Piccola Parigi, edizione 2021, è l'edizione della ripartenza. Il 2020 è saltato a causa della pandemia, oggi siamo contentissimi di aver ripreso con la manifestazione che ha segnato la rinascita di Quistello dopo il sisma e sta segnando la rinascita dopo la pandemia. L'arte, la forza dirompente dell'arte è ancora la chiave che ci permette di superare le difficoltà, che ci fa ritrovare la voglia di stare insieme, di recuperare gli spazi pubblici, di tornare in piazza tutti insieme come prima. Anche se in versione ridotta, è una prova generale di ritorno alla vita. Per me questo è un messaggio importantissimo. Capire che dobbiamo ritornare fuori, dobbiamo incontrarci, dobbiamo avere dei contatti umani, questo secondo me è proprio importante. E adesso vedendo oltretutto le opere di questi artisti che sono anche importanti, nel senso ci sono tutte le installazioni di Felipe Cardene, di Peter Hyde dietro di me, quella sui dollari, sul valore del denaro, ci sono delle cose molto, molto serie. E l'opera fissa di De Molfetta con la Biancaneve, la statua di Biancaneve che si fa il selfie. La vela di Gaia Moltedo sulle api, che praticamente le api oggi sono anche quelle il nostro aiuto alla vita, perché se non ci fossero le api, aiuto, moriremmo tutti. E questa Gaia Moltedo, che tra l'altro è la regista dell'Amica Geniale. Tutti questi artisti di Milano stasera si fermeranno a dormire, i writer che hanno fatto i disegni sui muri, sulle cabine elettriche, sulla staccionata del comune che speravamo quest'anno non ci fosse più, invece la toglieranno a settembre. Per quanto io sono molto contenta di questa cosa, vedere un po' di vita nel paese, questo che mi dà piacere. Oggi presenterò nell'ambito della Piccola Parigi il mio libro, ma è un libro che vuole avere lo stesso effetto che ha avuto la Piccola Parigi, cioè di riportare la gente in piazza. La Piccola Parigi è nata per riportare la gente dopo il terremoto, il libro vorrebbe riportare i negozi. Io racconto praticamente i negozi da quando ero piccola, fine anni 50, arrivare fino ai 2000, cioè i negozi che c'erano, il rapporto che c'era tra la gente e i negozi e tutto questo movimento che creavano. Quindi ho fatto 63 tavole, aiutata dai cittadini, dagli abitanti che mi hanno dato le foto vecchie, e poi l'Ilaria Perfetti, la giornalista che ha scritto per ogni tavola la storia, andando a intervistare le persone di memoria che hanno raccontato questa cosa. Per quanto è una cosa molto molto affettiva quella del libro e di buon augurio, insomma. Perché abbiamo fatto questo? Perché vogliamo tornare all'Quistello di quei tempi. È un sogno ovviamente, è una provocazione, ma con la Piccola Parigi e con le iniziative che abbiamo fatto correlate nelle zone di Quistello abbiamo cercato di portare la bellezza dell'arte, la forza dirompente dell'arte in alcune situazioni per renderle più belle. Quest'anno sono arrivato 4 giorni prima e parlando con chi gestiva tutta la situazione e l'organizzazione di Quistello, Luca Malvasi e Caterina Borghi e altre persone, si è deciso di andare a intervenire su una cabina elettrica e abbiamo deciso di creare un qualcosa che riguardasse proprio la festa, la fiera, e la cosa più principale mi hanno detto che guarda Michele, buttaci giù qualcosa che riguardi la musica. Il titolo si chiama Un'emozione in musica a Quistello e che viene riproposto un po' tutto quello che stiamo vedendo in questa giornata di domenica, dove la musica accompagna la gente nel visitare, emozionarsi girando per la città. La Piccola Parigi dal 2018 si caratterizza per lasciare delle opere stabili all'interno del paese e quest'anno abbiamo
alcune installazioni importantissime. Penso alle panchine nel giardino di Piazza Guido Rossa riqualificate. Penso alla cabina elettrica nell'area dei supermercati che è diventata stupenda, bellissima. Penso all'ipotesi di riqualificazione del vialetto che collega l'area Marchesi con il centro storico, anche questo oggetto di riqualificazione. Devo dire che con queste opere stabili la piccola Parigi è entrata nel cuore dei quistellesi e abbiamo avuto tanti artisti che si sono fermati per più giorni, che hanno lavorato fianco a fianco dei nostri concittadini, ed è stato bellissimo appunto questa integrazione con i concittadini che portavano il caffè da bere, la granita, agli artisti che stavano lavorando. L'obiettivo della manifestazione è proprio questo: far vivere l'arte tra la gente. La piccola Parigi ancora una volta c'è riuscita. Quest'anno, nonostante le regole Covid, abbiamo fatto un lavoro organizzativo eccezionale. Ringrazio tutti i collaboratori del Comune di Quistello e del comitato promotore della manifestazione che hanno permesso la magnifica riuscita di questa giornata, ma ringrazio anche il pubblico che ha deciso di essere qui con noi oggi, e questa è per noi la soddisfazione più grande.